Fiera dell'Oro al via, il mondo a Vicenza, più di 1200 espositori che arrivano da 35 paesi. Il salone della gioielleria e dell'oreficeria con i suoi 70 anni è il più longevo del mondo, ma creatività, artigianalità, innovazione, lusso vanno inseriti sullo spartito della sicurezza. Questura, carabinieri, fiamme gialle, polizia locale, col supporto dei vigili del fuoco e delle strutture sanitarie sono in prima linea. Il piano è collaudato dalla vigilanza nelle ore notturne ai pattugliamenti e al presidio del territorio per neutralizzare il rischio di furti e rapine, ma anche il rischio di contrabbando. Tutto nel segno innanzitutto della prevenzione. Nel corso degli ultimi controlli sono stati notati alcuni personaggi che si avvicinavano alle vetture in sosta nei parcheggi esterni vicini alla fiera. Gli agenti delle volanti sono intervenuti e li hanno immediatamente identificati. Si tratta di padovani con precedenti. Accompagnati in questura, sono stati fotosegnalati. Per loro sono scattati 2 fogli di via obbligatori da Vicenza per 4 anni. Ma la Fiera dell'Oro è una vetrina anche per chi cerca visibilità sui temi politici. Gli attivisti dei centri sociali sono pronti a scendere in strada con una manifestazione organizzata per sabato pomeriggio. Partiranno dal bosco di Calte, dove hanno allestito il Woods Climate Camp, con un corteo in direzione della stazione ferroviaria. Sì, sabato partiremo da qui alle ore 5 e andremo verso la stazione a dire che Vicenza ha bisogno di andare in direzione opposta al TAV, ha bisogno di investire risorse in salvaguardia dell'ambiente, in tutela della salute, in anche processi democratici che siano veramente di decisione da parte delle persone, della cittadinanza, in una società di pace, e non ha bisogno di sprecare risorse e territori e luoghi come questo per un'opera ecocida come il TAV. Agli attivisti del Woods Climate Camp sabato si uniranno anche le associazioni pro-Palestina che organizzeranno un sit-in in Viale dell'Industria a partire dalle 4 del pomeriggio. L'ultima manifestazione dei centri sociali in concomitanza con la Fiera dell'Oro fu il 20 gennaio, quando alcuni manifestanti che protestavano contro Israele uscirono dal percorso stabilito entrando in collisione con le forze dell'ordine. Questa volta il messaggio del sindaco e del questore è che non saranno tollerati altri disordini. Manifestare è chiaramente un diritto costituzionale, non è un diritto costituzionale poter far danni alle cose, alle persone, manifestare con violenza, quindi l'auspicio è sempre che le manifestazioni si svolgano in maniera pacifica, serena, rivendicando legittimamente le proprie opinioni e le proprie idee, ma sempre in maniera pacifica. Non saranno tollerati atti di violenza, atti di prevaricazione. Noi abbiamo il dovere di garantire ai cittadini sicurezza e soprattutto il rispetto dell'assoluta legalità.